Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera è parecchio divertente. Prima di partire subito volevo rispondere alle domande che mi avete fatto ieri. Allora, sì, potete condividere le storie con chi vi pare, non c'è nessun limite o problema. Facebook, Twitter, Instagram, non sapete come contattarmi, mandatemi un commento, poi vi contatto anch'io e casomai vi do il numero senza problemi. Cercate di divulgare le storie però con qualcuno magari che ne ha interesse, non andate a stressare la gente pur di fare un po' di spam. L'idea anzi è contraria. L'idea è quella di cercare di fare una piccola community che riguardi le arti marziali o comunque il pianeta orientale e l'ambiente di tipo aperto, quindi ci tengo a un clima sereno e di condivisione, e in più dove possiate anche esprimervi. Quindi ripeto, se volete lasciare un commento, invece di scrivermi tutti quanti dopo aver visto il video, lasciate pure anche un commento su YouTube, non c'è problema. Le storie nascevano proprio per fare un momento tutti assieme e sentirci ancora legati, uniti, perché non poter praticare sport di contatto come facciamo noi, dove ci si abbraccia, ci si butta per terra, ci si dà una mano a rialzarsi e dove magari anche alla fine si fa lo stretching, eccetera, capisco che vi manchi. A me manca tantissimo da morire, cioè io sto soffrendo, anche se sto ridendo, credetemi nel cuore sto soffrendo perché io ho bisogno del tatami, io ho bisogno degli altri e della pratica più che mai. È ovvio che abbiamo anche bisogno di centrarci e abbiamo sempre anche bisogno di noi stessi, quindi leggere queste storie sicuramente è un buon toccasana per me, penso sia un buon toccasana anche per voi. Leggiamo quindi la storia di stasera. La storia si intitola Niente esiste. Quando era un giovane studente di Zen, Yamaoka Tetsu andava sempre a trovare tutti i maestri. Andò così a far visita a Dokuon di Shokoku. Volendo mostrare la sua grande preparazione, disse: la mente, Buddha e gli esseri senzienti, in fondo, non esistono. La vera natura dei fenomeni è il vuoto. Non c'è nessuna realizzazione, nessuna illusione, nessun saggio, nessuna mediocrità. Non c'è nessuno che dia e niente che si riceva. Dokuon, che stava fumando in silenzio, non fece alcun commento. Tutto a un tratto colpì Yamaoka con la sua pipa di bambù. Questo fece arrabbiare moltissimo il giovane. Se niente esiste, domandò Dokuon, da dove viene questa tua collera? E qui si chiude la storia. È bellissima, nel senso, abbiamo un giovane che vuole dimostrare la sua grande preparazione e che fa visita a tutti i maestri, sprizza energia da tutti i pori, ha probabilmente anche una buona capacità di parlare dialettica. E che cosa fa? Cerca di far vedere con dei temi non elevati, elevatissimi, tutta la sua capacità di gestire non solo parlando, ma anche come contenuti dei temi così grossi, così importanti. Quindi cerca di fare un'ottima figura e una bellissima impressione. Cosa fa il maestro che lo sta ricevendo, Dokuon? In questo caso lo ascolta, non parla assolutamente, molto rispetto verso chi sta parlando, si lascia terminare tutto il suo discorso, non commenta, o se commenta lo fa coi fatti, prende la sua pipa di bambù e lo colpisce in testa. Questo ovviamente punzecchia, scaturisce una certa situazione in chi riceve questo colpo in testa, ma accidenti, insomma, che cosa stai facendo? No? Verrebbe subito da dire. Beh, lo sta preparando alla trasformazione. Perché se i suoi temi non solo li avesse detti, ma li avesse anche compresi, capirebbe che non dovrebbe, se nulla esiste, neanche esistere la collera o la rabbia. Anzi, se non esiste elevazione e non esiste privazione, se non esiste grande ricchezza o povertà, se non ci sono queste cose, probabilmente non c'è neanche la collera. È un po' come quei ragazzi che vedo ogni tanto a judo, ad aikido, estremamente talentuosi, io li chiamo un po' dei piccoli genietti a livello tecnico,
dove però non sanno cosa stanno facendo, però fanno bene le cose, però non saprebbero riprodurtele. Che cosa che hai fatto? Non lo so, mi è venuto così. Va benissimo e va alla grande avere dei ragazzi che hanno il lampo di genio a livello tecnico. Perfetto. Meglio di tutto è riuscire a coltivarli anche quando loro dicono sì sì, l'ho fatto un attimo a caso, non so bene cosa è successo in quel momento, però volevo fare quella tecnica e ce l'ho fatta. Quindi riuscire in questo momento di caos e di confusione a governare almeno una tecnica o a inserirci in un certo tempo la tua tecnica, quello ti farà un genio tecnico di grande, grande spessore. Quindi tante volte non bisogna solamente dire bravo, avanti. Se uno è bravo, fatelo più bravo. Se uno è bravetto, cercate di farlo un po' più bravetto. Cioè, anche il migliore deve migliorarsi. Attenzione perché dire ok, fate tutti come lui, attenzione che lui lo state non solo fermando nella crescita, ok? Lo state anche identificando a tutti come il migliore, però tutti quanti si aspetteranno che lui sia sempre così. E non è affatto questo. Perché uno degli insegnamenti di questa storia dice questo. Se tu ti vuoi addestrare, devi porti delle domande e non ti devi mettere nell'ottica, ah, a me non capiterà mai, io so già tutto, io i contenuti li ho. Anzi, bisogna dire, a me potrebbe succedere questa cosa, non ci ho mai pensato, però potrebbe succedermi. E in sto caso, che cosa faccio? Ecco, là state addestrando la mente, ma state anche preparando il corpo a rispondere. Quando pensate ad un'azione, il corpo cerca adeguatamente delle possibili soluzioni, sì nella testa con delle idee, ma anche inizia a preparare il corpo ad eventuali soluzioni. Quindi ricordatevi sempre che farvi una domanda allena più cose, non solo testa, ma anche corpo. In più riuscite con lo spirito a collegare bene mente e corpo. Un'altra cosa bellissima di questa storia che ci tengo a dire è come questo maestro in modo molto composto all'inizio e in modo molto rispettoso ascolti diligentemente la lezione di un suo studente, di come veda che è molto capace, ma gli manca questa esperienza in più, qualche anno in più sul tatami, qualche anno in più sulla meditazione, e con quei 2 o 3 anni in più sarebbe non solo in grado di parlare e di dire i contenuti, sarebbe in grado di provarli, di viverli e in questo caso di donarli meglio agli altri, perché per imparare una poesia a memoria è abbastanza semplice, c'è un certo tempo da spendere, ma è abbastanza semplice. Per riuscire ad amare la poesia che c'è dietro alle parole, serve molto di più e serve soffermarsi su quella rima, serve soffermarsi sulla punteggiatura, su quell'accento che fa la differenza. Quella è un'altra cosa. E siccome come insegnanti o come allievi bisognerebbe perseguire l'amore verso la disciplina, cercate questo, la poesia della vostra disciplina, quell'ambito unico e affascinante che per voi fa la differenza rispetto a tutte le altre discipline. Puntate su questo e è quello che cerca di fare anche il nostro maestro con quello più giovane, con questo giovane allievo. L'allievo dal canto suo, attenzione, fa un piccolo errore, cioè parla di contenuti talmente elevati dove nulla esiste, dove nulla c'è da gestire, eccetera, che alla fine però si smentisce da solo, perde la pazienza, perde e si lascia andare alla collera, alla rabbia e lì non dimostri di padroneggiare i contenuti perché col corpo ti sei arrabbiato, con lo spirito ti sei aizzato contro qualcun altro, quindi non hai dimostrato quello che erano le tue idee, anzi le hai smentite. È lì che avviene la trasformazione perché la domanda provocatoria porterà certamente a una riflessione nell'allievo. Però era bello anche come questa storia si tronca e ovviamente non ci dice come va a finire, ma uno dei finali possibili è che l'allievo abbia capito come il suo pensiero non era abbastanza uguale alle sue azioni. E questo capita tantissime volte, dentro o fuori la materassina
del judo, dell'aikido, del budo. Cerchiamo quindi di migliorare, di restare in ascolto, lo dico spesso, ma è un ascolto di tipo sensitivo, di restare in connessione, in sintonizzazione verso gli altri, verso il corpo dell'altro se stiamo praticando e c'è una presa. Verso quello che può essere una parola detta da un compagno o da un amico che ci ha fatto riflettere, pensare e quindi restare connessi con anche il pianeta delle idee degli altri. Cerchiamo di fare il nostro meglio e di metterlo a disposizione per gli altri e degli altri. Detto questo, ci vediamo alla prossima storia Zen. Ciao ciao!